Il caso Necta tra San Donà e Noventa di Piave, l'azienda che lavora la pirite, ebbene c'è il no del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo la richiesta della stessa provincia di pronunciarsi. Sentiamo. È stata depositata la sentenza del Tribunale Amministrativo del Veneto che ha accolto il ricorso della provincia di Venezia per annullare le delibere della Giunta regionale del Veneto con cui era stato approvato l'intervento deliberato il rilascio anche dell'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di impianto di recupero e smaltimento di polveri di ossido di ferro della società Necta di San Donà di Piave. Nell'accogliere i motivi dell'Avvocatura provinciale, il collegio ha stabilito che la deliberazione del Consiglio provinciale con cui è stata accertata la non indispensabilità dell'impianto in questione costituiva vincolo per la Regione stessa in attesa dell'approvazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali e pertanto non poteva essere trascurata dalla decisione regionale. Il principio sancito dalla sentenza ha dunque un carattere generale, senza un piano regionale organico sui rifiuti speciali. La decisione provinciale circa l'indispensabilità o meno di un impianto sul proprio territorio è vincolante, quindi, per la stessa regione. Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente Francesca Zaccariotto, è un successo importante sotto i vari profili, ha ribadito. La provincia ha assunto autonoma iniziativa giudiziaria a tutela di una propria decisione vincolante, a diretto sostegno della volontà manifestata dai due comuni interessati, San Donà e Noventa di Piave, che hanno anch'essi successivamente fatto ricorso, ma ciò che ritengo particolarmente significativo è che si è affermato ancora una volta il ruolo dell'ente intermedio a presidio sia della qualità ambientale del territorio che in caso contrario avrebbe visto realizzarsi un impianto fortemente impattante destinato a ricevere rifiuti e relativo traffico anche da aree extraterritoriali sia della volontà della comunità interessate. Il coordinamento con gli enti locali è dunque stato ancora una volta, ribadisce ancora la Zaccariotto, determinante ai fini dell'efficace difesa dei diritti primari dei cittadini. Torniamo